Presentata stamani la 75esima edizione del Mandorlo in Fiore che si terrà ad Agrigento dal 28 febbraio all'8 marzo prossimi. Presenti il sindaco della città Firetto, il direttore del parco Sciarratta, il consulente e già consigliere comunale di Agrigento Raffaele Sanzo, che ha curato alcuni aspetti della Kermesse, un'edizione che coincide con la celebrazione dei 2600 anni di fondazione della città. Il Festival 2020 non si svolgerà solamente nel centro città, ma anche in alcune strutture come il Teatro Pirandello, la Sala Livatino, il Palacongressi. I patrimoni immateriali dell'UNESCO troveranno ovviamente la loro giusta collocazione nello spazio e nel tempo del Mandorlo in Fiore. Il festival per gli organizzatori quest'anno è anche luogo di incontro per la contaminazione tra le genti, con il loro portato socioculturale e sede di confronto tra le varie culture. Sarà infatti allestita anche una sala dell'amicizia in piazza San Francesco per incontrarsi ogni sera con i partecipanti al festival. Oggi presenteremo il programma che è già molto articolato sulla base del progetto che si era già pensato a novembre di dell'anno scorso e che segue, le indicazioni e la progettualità che il parco, da quando lo organizza direttamente, aveva messo in cantiere. Quindi un programma articolato che viene basato sulla diversità dei popoli, sul loro essere patrimonio immateriale da condividere e da far conoscere alle generazioni successive e di cui noi siamo i custodi, avendolo ricevuto dalle generazioni precedenti. Quindi un programma che viene articolato sull'intero territorio comunale. Riportiamo un po' più gente, spettacoli all'interno della città, meno Villaggio Mosè, più i quartieri satelliti, un percorso che si articola nelle programmi e nelle giornate che sono quelle più significative, l'accensione del Tripode, la fiaccolata, gli eventi finali di sabato e la domenica all'interno della Valle dei Templi. Il budget per ora stiamo per completarlo, cercheremo di ridurre un po' le spese che si sono sostenute lo scorso anno, ma abbiamo quest'anno di contro un programma molto nutrito con più gruppi dell'anno precedente, ma cercheremo, tagliando e facendo una gestione oculata, di ridurre le spese rispetto all'anno scorso. Anche quest'anno mi pare che si presenta un'edizione che è molto ricca e che poi è in linea, mi pare, con quello che è accaduto negli ultimi 3 anni, tanti gruppi presenti, una adeguata celebrazione del 2020 dei 2600 anni di fondazione della città. Novità, il folklore è il centro, quindi folklore come focus sull'oggetto principale del Mandorlo. L'innovazione principale direi che è il verbo contaminarsi. Noi non vogliamo che vedere o guardare lo spettacolo, ma viverlo. Non vogliamo vedere gli altri agire, ma agire con loro. Quindi avremo, credo che sia una grande novità, i bambini del mondo andranno nelle classi dei nostri bambini, staranno insieme, interagiranno insieme, e così avverrà per i grandi, in modo che ci sia contatto. E anche la seconda innovazione, che è di contenuto ma anche di spazio. Ci saranno spettacoli in tutte le piazze della città, centro e periferia. E invitiamo i cittadini a non andare a vedere lo spettacolo, andare a partecipare, fermarsi con gli attori, con gli artisti, con i musicisti, prendere un caffè insieme, offrirgli a Kubaita, farli sentire un pezzo della nostra realtà. Questo è il Mandorlo, questo vuol dire internazionale, scambio fra noi e loro. Poi qualche innovazione, saremo più puntuali, gli spettacoli si svolgeranno in orari più consoni alla vita di tutti i giorni, quindi la sera alle 9 finisce tutto e poi andiamo in giro per la città, ci godiamo la città, ci godiamo gli stranieri, andiamo a ballare insieme, c'è una sala da ballo permanente in cui agrigentini, a Piazza San Francesco, in cui agrigentini, a tanti stranieri e turisti si incontrano, parlano, si bevono un caffè, si conoscono, si contaminano.
Ecco, come mai la sua figura si è prestata alla collaborazione della Sagra? Lei, ricordiamo, è stato consigliere comunale, poi è andato via per motivi suoi. Ecco, come mai lei si è prestato a questa organizzazione della Sagra? Ecco. Intanto io amo questa città, io vivo ad Agrigento, naturalmente ho ancora interessi romani e quindi mi muovo. Credo, sono considerato un buon organizzatore, probabilmente non sono un esperto di Sagra, non sono un esperto, ma non bisogna essere esperti, bisogna sapere organizzare, e questo è quello che sto facendo, organizzare la Sagra.